Si è insediato stamani presso il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento il nuovo comandante, il colonnello Vittorio Stingo. Nell'occasione il colonnello Stingo ha anche presentato i nuovi comandanti della compagnia di Sciacca, tenente colonnello Vergato, della tenenza di Favara, tenente Armetta, e del nucleo operativo e radiomobile, tenente Giordano. Un maggiore supporto a quelle che sono le fasce deboli della popolazione, cui rientrano senza dubbio i giovani che hanno sempre più bisogno di guida e di indirizzo, e sicuramente gli saremo vicini attraverso quelle che sono le nostre campagne di pubblicizzazione della sicurezza. Non lo faremo soltanto per i giovani, ovviamente, noi siamo l'arma dei cittadini della provincia di Agrigento. Siamo l'arma di tutti, ci aspettiamo una sempre maggiore collaborazione della cittadinanza, perché noi apparteniamo alla cittadinanza. Che idea si è fatto della presenza mafiosa in provincia di Agrigento? La mafia resta il nostro nemico principale, è un nemico subdolo. Noi lo attaccheremo con tutte le nostre energie, lo faremo di concerto con l'autorità giudiziaria, lo faremo insieme alle altre forze di polizia, attaccheremo ogni tipo di attività, attaccheremo gli investimenti mafiosi, che sono quelli che tolgono poi energia all'economia locale. Le sue esperienze in ambito internazionale, lei stesso durante l'insediamento ha parlato di immigrazione, del problema dell'immigrazione Agrigento. L'immigrazione è un fenomeno atroce, non tanto per quanto riguarda i migranti quanto per chi sfrutta la tratta degli esseri umani e ne abusa. Ho fatto parte di numerosi gruppi di lavoro in ambito Europol proprio in materia di contrasto alla tratta degli esseri umani. Sicuramente collaboreremo con le altre forze di polizia su questo ambito. È un ambito criminale che sfrutta anche la difficoltà sociale di integrazione dei migranti, e quindi sicuramente porremo anche attenzione a chi fa di questi lavoratori degli schiavi del domani. I nuovi avvicendamenti che ci saranno in provincia, se ci può dire qualcosa? Nella provincia ci sono avvicendamenti importanti. Presso la compagnia di Sciacca avremo il tenente colonnello neopromosso Vergato, è un segnale che l'Arma sta dando con ufficiali di grado più alto in territori molto complessi. Cambia anche la tenenza di Favara, dove avremo il tenente Armetta, che è un ufficiale, nonostante il giovane grado, dalla profonda esperienza professionale, e il tenente Giordano sarà invece il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, un ufficiale d'accademia serio e professionale. Insieme agli ufficiali che già conoscete costituiranno la nuova squadra del Comando Carabinieri di Agrigento. Allora, la realtà di Sciacca, ovviamente Sciacca è un bel posto, salta subito agli occhi. Come tutti i posti del meridione sono evidenti anche le sue contraddizioni, cose belle che si alternano magari a cose la cui evidenza lascia intendere la necessità di miglioramento. Il comandante provinciale ha fatto riferimento a un'aggressione che andrà compiuta al fenomeno mafioso. Ecco, a proposito delle famiglie che operano nel territorio che sarà di sua competenza, qual è l'idea che lei si è fatta? Beh, io sono digiuno della Sicilia da questo punto di vista, ho una lunga esperienza maturata in Campania, nelle province di Napoli e Caserta, ma per quanto riguarda la Sicilia devo imparare ancora, però posso contare su degli uomini che hanno una conoscenza storica del territorio, quindi questo mi aiuterà molto a comprendere velocemente le dinamiche mafiose. Ho avuto modo di constatare in questi primi giorni di servizio che il territorio favarese è sicuramente un territorio complesso, però questo costituisce per noi, sicuramente per me e per i miei uomini, stimolo a lavorare con il massimo impegno nell'attività quotidiana di sostegno e vicinanza alla popolazione, e poi sicuramente all'occorrenza, insomma, nelle attività investigative di più ampio raggio che sicuramente all'occorrenza metteremo in atto. Il colonnello nel presentarla ha detto è un carabiniere di lunga e provata esperienza. Sì, io provengo dal ruolo marescialli, quindi ho un'esperienza pregressa alle spalle in territori sicuramente di impegno operativo come la Calabria. Invece la mia prima esperienza da tenente, da ufficiale dei Carabinieri, l'ho svolta come comandante del NORM della compagnia Carabinieri di Cesena.
queste sono insomma, le mie ultime esperienze lavorative, quindi insomma, sono ben contento di poter operare anche in un territorio complesso però stimolante come quello di Favara, della tenenza di Favara. Sono molto contento di giungere in questo territorio e di aver ricevuto la possibilità di prestare servizio in un territorio così vasto ed eterogeneo come quello della Compagnia Carabinieri di Agrigento, che sicuramente offrirà molti stimoli dal punto di vista professionale. Avvicendamento dei comandanti, con che spirito viene a Favara, tenente? Buongiorno innanzitutto, sono il tenente Fabio Armetta, come sapete sono da pochi giorni il comandante della tenenza di Favara.